In eccellenza ai tifosi biancazzurri acragantini, dopo la battuta d'arresto interna domenica scorsa, sono rimasti un po' delusi anche perché si è persa la vetta della classifica. Ma l'ottimismo rimane sempre alto e la convinzione che serpeggia è solo una. Con tutta la rosa disponibile, questo Acragas è capace di compiere l'impresa contro chiunque. Dopo la figura non certo esaltante contro il Casteldaccia, la compagine biancazzurra dunque è chiamata a sostenere un'altra gara molto difficile e contro una compagine che in casa la scorsa domenica ha perso di misura contro i cugini dello Prosciacca. Proprio quest'ultima squadra diventa il vero ago della bilancia della domenica, dovendo affrontare al Gurrera il nuovo capolista Enna. Un turno a dir poco imprevedibile, i cui esiti finali potrebbero riconsegnare la vetta della classifica alla compagine del tecnico Nicolò Terranova. Ma come si presenta la Cragazzi a questo appuntamento contro i biancorossi del nuovo tecnico Giuseppe Pagano? Rispetto alla gara precedente con il Casteldaccia, ci potrebbero essere delle novità nell'11 di base biancazzurro. Terranova e lo staff medico stanno cercando di recuperare l'argentino Semenzin ed il centrocampista Caccetta, e da qualche tempo quest'ultimo si è aggregato regolarmente ai compagni di squadra. In questo momento avere a disposizione tutta la rosa è importante sia per il rendimento che per il morale, ma qual è l'attuale situazione dell'infermeria alla vigilia di questa trasferta? Semenzin e Baio hanno subito uno stiramento all'adduttore, mentre Gulino si è procurato una distrazione del legamento crociato anteriore. Poi c'è Pavisic che ha avuto problemi di salute e sta recuperando la forma migliore. Infine Vitelli ha accusato domenica scorsa, uscendo anzitempo dal rettangolo di gioco, un affaticamento muscolare, mentre Caccetta è quasi recuperato dopo il grave infortunio. Qualcuno di questi potrebbe ritornare disponibile. L'ultimo precedente con l'oratorio marineo è stato nello scorso mese di ottobre e l'Acragas si impose in quella occasione per 3-0, grazie alle reti di Pavisic, Dall'Oro e Barrera. Allora la squadra palermitana era allenata da Pietro Tarantino, che schierava il fratello Ivan in difesa, un ex acragantino oggi quarantenne, e Ioboa, oggi transitato alla Leonfortese. Intanto questa sfida è stata affidata a Salvatore Montevergine di Ragusa, con assistenti Vito Bensorte e Francesco Camarda di Trapani. Fischio d'inizio alle ore 15. Per quanto riguarda le altre agrigentine, attenzione alla sfida del Tomaselli tra Nissa e Profavara. La prima cerca riscatto, altrettanto la seconda, ma con alcuni titolari appiedati dal giudice sportivo, del calibro di Pietro Marino, Agostino De Luca e Roberto Miano. Spazio alle seconde linee e tutto dipende da loro, il risultato che potrà venirne fuori. Questa gara verrà diretta da Luca Schifone di Taranto, il quale verrà collaborato da Franz Joseph Grasso del Cireale e da Elvira Rizzo di Enna. La Prosciacca, come detto prima, diventa dunque l'ago della bilancia del match più attenzionato della giornata, con ospite del Gurrera il capolista Enna. Può succedere di tutto. Questo scontro è stato affidato ad una terna tutta palermitana. Rosario Zancara con assistenti Pietro Fardella ed Angelo Smiraglia di Palermo. Queste le gare in programma. Casteldaccia Palmonval, Don Carlo Misilmericus Palermo, Leonfortese Castellammare e Resultana Gela. La trasferta di Marineo domani pomeriggio, quali e quante insidie e difficoltà nasconde, mister? Le solite insidie di una gara di calcio che in questo momento del campionato risulta essere decisiva come lo saranno le ultime 11. È chiaro che dobbiamo reagire a questo momento un po' particolare, dove nelle ultime partite, forse nell'ultima, lascio stare quella di Coppa, la squadra non ha fornito una prestazione all'altezza, però non potevo chiedere a questi ragazzi di andare sempre a 1000 per tutto il campionato, quindi ci sono momenti della stagione che vanno gestiti in maniera particolare. Per noi domani sarà una partita
importante, dobbiamo essere indemoniati, dobbiamo essere determinati. Quello che conta di più in questo momento è lo spirito e l'approccio che bisogna avere a queste partite. Sono convinto che poi alla fine i ragazzi domani reagiranno per come ci hanno abituati. Parlando del Marineo, a questo punto del campionato che avversario è? Che squadra è? È un avversario che nel giorno del ritorno ha fatto molto bene. Ha perso solo una partita proprio domenica scorsa contro lo Sciacca, ha inanellato dei risultati positivi sin dal cambio dell'allenatore. È una squadra organizzata che ha dei giocatori che possono decidere in qualsiasi momento la partita. Noi siamo l'Agres e dobbiamo dimostrare di meritare questo campionato di vertice. Sinceramente e personalmente non ho mai guardato la classifica fino adesso, la guarderemo più avanti. Dopo il pareggio in casa con il Casteldaccia, aver perso la vetta della classifica, che tipo di risposta ti aspetti domani dalla squadra? Una risposta che l'Agregas ci ha abituato in questo campionato, dopo Enna, dopo qualche prestazione un po' buia. Però è chiaro, ti ripeto, che questo è un campionato avvincente, un campionato difficile, lo sapevamo sin dall'inizio, sapevamo che il campionato si poteva decidere nelle ultime giornate della stagione e quindi siamo consapevoli che è stato un passaggio, il percorso è un percorso a lunga scadenza e noi sappiamo benissimo che bisogna arrivare bene da qua alla fine. Fuori l'Under Bonanno per squalifica, chi recupera degli infortunati? No, non recupero nessuno, abbiamo perso Semenzin che accetta ancora il recupero, abbiamo perso Baia, abbiamo perso Gulino, abbiamo perso Flavio Noto, abbiamo perso qualche altro ragazzino, però ti ripeto, questo è un organico che può e deve sopperire a qualsiasi tipo di assenza.